Con il Simposio internazionale per onorare i giusti, letture scelte 19 luglio 1992, che si è svolto presso la Sala Zeus del Museo Griffo di Agrigento, si è conclusa la serie di eventi organizzati dall'Accademia Studi Mediterranei presieduta dalla professoressa Assunta Gallo Afflitto. Iniziati lo scorso 29 novembre con il quinto forum internazionale su tematiche inerenti alla migrazione globale, dramma epocale. Nel corso della mattinata di ieri si è dialogato con gli autori di recenti e significative pubblicazioni. Quindi, in memoria di Paolo Borsellino, la presentazione dell'opera teatrale 19 luglio 1992 di Cetta Brancato, con letture scelte di Giusy Carreca, Giuseppe Crapanzano, Michele Di Bernardo, Giovanni Moscato e l'accompagnamento musicale curato da Miriam Russello, Salvatore Macaluso e Giuseppe Tasca. Si è trattato di un momento importante di condivisione tra chi, come storici, giornalisti, ha il compito di formare e di conservare la memoria, e gli studenti che, in quanto tali, hanno il dovere di approfondire la conoscenza del nostro passato e di assumersi le responsabilità che questo comporta nel nostro presente. Ecco, quanto è importante il nostro passato? Il nostro passato è importante, soprattutto la conoscenza del nostro passato, non perché le cose si ripresentino uguali, ma perché è importante comprendere come sia potuto accadere quello che è accaduto nel passato e capire quali sono i meccanismi che conducono a prendere certe decisioni e, conoscendole, evitare che si ripetano gli errori del passato. Ma è un'iniziativa importante per molte ragioni, innanzitutto perché riesce a portare i giovani di fronte a temi che tante volte non vengono considerati di attualità, quando invece sono di attualità stringente, profonda, che costringe a interrogarsi, e perché ha portato anche ospiti di eccezione da tutta Italia, non solo da tutta Italia, permettendo anche ai giovani di confrontarsi e di stimolarci moltissimo. Il confronto con gli studenti? È utilissimo come sempre, perché dai ragazzi arrivano poi le sollecitazioni, le domande anche più intelligenti, qualche volta sorprendenti, anche provocatorie, che ci aiutano ad andare avanti nel nostro lavoro facendo approfondimenti necessari e che però aiutano anche i ragazzi a confrontarsi con realtà che sfuggono anche alla grande informazione. Ma eventi di questo genere credo che siano fondamentali nel permettere soprattutto ai giovani di prendere consapevolezza non solo del passato e della storia, ma anche di come quel passato può spingerli ad agire da cittadini a pieno titolo e responsabili nelle scelte che compiono quotidianamente. Che messaggio lancia questa iniziativa da Agrigento verso il mondo, verso chi ha perso la vita, insomma? Quello di porsi sempre il problema che anche i piccoli atti sono fondamentali nel riuscire ad opporsi alle oppressioni, alle barbarie, alle ingiustizie.